Eder. Mech. Pallister. È morto nella notte Fulvio Costantinides, storico medico legale triestino, patologo forense, docente universitario e volto noto delle grandi vicende giudiziarie del Nord-Est. Aveva 73 anni. Per oltre 40 anni ha attraversato autopsie, sopralluoghi, consulenze, aule giudiziarie e misteri cittadini, quelli dove la verità non arriva mai con il passo elegante della certezza, ma spesso entra inciampando tra perizie, controperizie e interpretazioni che si guardano male da un fascicolo all'altro. Il suo nome negli ultimi anni era rimasto inevitabilmente legato al caso di Liliana Resinovic. Fu lui, il 5 gennaio 2022, a esaminare per primo il corpo della donna nella boscaglia dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Una scena destinata a diventare una delle più discusse della cronaca italiana. Sacchi, sacchetti, corpo ritrovato dopo settimane di ricerche, una città sospesa e una domanda enorme, piazzata lì come un mobile ingombrante in mezzo al salotto. Suicidio, omicidio o qualcosa che qualcuno non ha saputo leggere subito. Costantinides firmò, insieme al dottor Fabio Cavalli, la prima relazione medico-legale e radiologico-forense. Quella relazione portò verso l'ipotesi del suicidio. E qui, naturalmente, il caso Resinovic fece quello che sa fare meglio, trasformare ogni risposta in un nuovo corridoio pieno di porte, alcune chiuse, altre socchiuse, altre spalancate direttamente sul caos. La prima ricostruzione parlava di una morte compatibile con una lenta asfissia da sacchetto, mentre in seguito il fascicolo avrebbe cambiato traiettoria, fino all'indagine per omicidio volontario. Poi è arrivata la nuova consulenza coordinata dalla professoressa Cristina Cattaneo e il tavolo si è ribaltato con la delicatezza di un armadio caduto dalle scale. Secondo quella nuova valutazione, Liliana sarebbe morta con elevatissima probabilità il giorno della scomparsa, il 14 dicembre 2021, e la causa sarebbe stata un'asfissia meccanica esterna, quindi una dinamica omicidiaria, non il suicidio ipotizzato nella prima fase. Insomma, stessi resti. Stesso corpo, stessa donna, ma due letture opposte. Perché evidentemente, nel caso Resinovic, perfino la medicina legale sembra essersi iscritta a un corso avanzato di contraddizione narrativa. Costantinides però aveva sempre difeso il proprio lavoro. Nell'intervista rilasciata nel 2025 aveva spiegato di aver pensato subito al suicidio, precisando che poi erano stati svolti tutti i rilievi ritenuti possibili. Aveva anche respinto l'idea che la presenza dei sacchetti fosse di per sé incompatibile con una dinamica suicidaria, sostenendo che casi simili non fossero così rari come l'opinione pubblica tende a immaginare. E qui il pubblico naturalmente si è diviso come sempre. Da una parte chi vedeva una spiegazione tecnica, dall'altra chi sentiva il rumore di una porta chiusa troppo in fretta. La sua posizione era chiara. Secondo lui, nella prima fase dell'inchiesta era stato fatto ciò che si poteva fare con gli elementi disponibili in quel momento. Aveva ricordato che sul luogo del ritrovamento erano intervenute più figure, dalla scientifica ai vigili del fuoco, e aveva escluso di avere ripensamenti sostanziali sul proprio operato. Aveva anche sostenuto che le consulenze medico-legali possono arrivare a interpretazioni diverse, pur partendo dagli stessi elementi. Ed ecco servita la frase perfetta per riassumere il caso Resinovic. Gli elementi sono gli stessi, ma la verità cambia stanza ogni volta che qualcuno apre una porta. Con la morte di Costantinides, il caso perde una delle voci più importanti della sua prima fase. Ma attenzione, non perde le domande. Quelle restano tutte lì, in fila, educate ma pesantissime. Perché il punto non è trasformare la scomparsa del medico legale in un processo postumo, esercizio tanto comodo quanto inutile. Il punto è ricordare che il caso Resinovic continua a vivere proprio dentro il contrasto tra la prima lettura e la seconda, tra il suicidio ipotizzato all'inizio e l'omicidio indicato dalla successiva consulenza. Un contrasto che non si può liquidare con una scrollata di spalle, come se fosse una divergenza sul colore delle tende. Il vostro detective lo sa bene. Nelle storie di cronaca nera, soprattutto in quelle diventate simbolo, la prima interpretazione pesa. Pesa perché orienta, perché indirizza, perché costruisce abitudini investigative. Se una scena viene letta in un modo, tutto il resto rischia di sistemarsi attorno a quella lettura, come i parenti al pranzo di Natale quando nessuno vuole litigare, ma tutti hanno già il coltello in mano. Nel caso Resinovic, la prima ipotesi suicidaria ha accompagnato a lungo il fascicolo.
Poi è arrivata la nuova consulenza e il quadro si è fatto improvvisamente molto meno pacifico. Costantinides era un professionista stimato, autore di numerose pubblicazioni e docente universitario. Nel 2012 veniva già presentato come medico legale consulente presso la Corte d'Appello di Trieste, docente universitario e autore di oltre 100 pubblicazioni attinenti alla sua professione. Non era dunque una comparsa capitata per sbaglio sulla scena del delitto, ma una figura centrale della medicina legale triestina. Proprio per questo il suo ruolo nel caso Resinovic ha avuto un peso enorme. Quando una voce così autorevole dice suicidio, quella parola non resta sospesa nell'aria, si deposita negli atti, nelle cronache, nelle convinzioni. Eppure oggi resta il dato più scomodo. La nuova consulenza ha indicato un'altra strada. Ha parlato di morte avvenuta il giorno della scomparsa, di corpo non spostato dal luogo del ritrovamento, di lesioni e di asfissia meccanica esterna. Ha escluso, secondo quella ricostruzione, scenari come il congelamento del corpo e ha suggerito nuovi approfondimenti su elementi piliferi presenti sugli indumenti e nei sacchetti. Tradotto dal linguaggio tecnico al linguaggio della strada. Non siamo davanti a una piccola correzione di margine, ma a un cambio di prospettiva grande quanto l'ex ospedale psichiatrico tutto intero. La morte di Fulvio Costantinides arriva dunque in un momento in cui il caso Resinovic è ancora aperto, ancora discusso, ancora attraversato da perizie, attese e sospetti. E lascia dietro di sé una figura professionale importante, ma anche una domanda che nessuna commemorazione può addolcire. Com'è possibile che una vicenda così delicata abbia prodotto letture così radicalmente diverse? Perché una donna trovata in quelle condizioni è stata inizialmente ricondotta al suicidio, mentre anni dopo un'altra consulenza ha indicato l'omicidio. E soprattutto, cosa manca ancora per arrivare a una verità che non sembri ogni volta scritta con l'inchiostro simpatico? Oggi Trieste saluta un medico legale che ha segnato decenni di cronaca giudiziaria, ma il caso Resinovic, fedele alla sua natura di giallo ostinato, non saluta nessuno. Resta lì, con Liliana al centro, come dovrebbe essere sempre. Non i consulenti, non le polemiche, non le guerre tra interpretazioni, non il teatro infinito delle ipotesi. Liliana. Una donna uscita di casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta settimane dopo in un bosco cittadino. Tutto il resto, per quanto tecnico, importante e discusso, dovrebbe servire solo a una cosa: capire finalmente cosa le è accaduto. Perché la cronaca può perdere una voce, ma una verità mancante non va in pensione. Rimane lì, paziente, scomoda, testarda. E nel caso Resinovic, più che una domanda, ormai sembra un campanello che continua a suonare mentre tutti fingono di non essere in casa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.